Sacquedolus di Settimo San Pietro. Buonasera, benvenuti. La scelta da parte di questo gruppo è quella di cercare di riportare sul palco quella che era l'antica tradizione del ballo popolare della Sardegna, quando si ballava nelle piazze per il diletto delle persone che ballavano e non come motivo di esibizione, come abbiamo visto peraltro attraverso altri gruppi. Però noi sappiamo che nel momento in cui si fa spettacolo, le coreografie entrano di diritto nel movimento tradizionale del ballo. Questo ballo è accompagnato, come vi dicevo, alle launeddas, che è uno strumento che si suddivide per famiglie in base a quelle che sono le tonalità dello strumento. In questo caso eruditemi paguvaguita de pesi uno viorassio, quindi un ballo a sagampidanesa dove potrete notare un tremolio ritmico particolare che aveva la funzione apotropaica, una funzione di scacciare le negatività, eseguita da questi ballerini tradizionali. Su ballo campidanese ballato a Santiga con la suonata Fiorassio, il gruppo Sacquedolus di Settimo San Pietro accompagnati da Michele Deiana. A voi.
ringraziamo gli amici